Buonasera e benvenuti a tutti e a tutte, amici e amiche di Sport Easy. Ci ritroviamo al campo Tocia Stadium, campo di casa della compagine del Palermo Futsal Club, che oggi affronta la Polisportiva Real Sports. Proprio la Polisportiva Real Sports ora a gestire palla molto bene. Il numero 6 che si gira benissimo, Cortese! Con Chinnici sulla destra, scarica verso Ali, si scambiano nuovamente il pallone, gestisce con sua solita plomb il numero 10 del Rosa e gioca benissimo Lucchese in un momento di stasi generale. Compagni sulla sinistra, sovrapposizione di Ali, finta e servirlo, palla nuovamente per Chinnici, infine servito Ali. Ancora lì, numero 8, porta palla con l'esterno, cerca il buco per Lucchese, la palla resta lì per Chinnici, sinistro, micidiale, il saluto verso la panchina, ma lui chiama palla restivo sulla stessa linea, la serie di finte sul Chinnici, ancora Bruscato, trova Vitrano, su Duli Moadi, nuovamente Bruscato in 2 contro 2, spazi strettissimi, attende il momento dei compagni, a Bruscato perde la palla pericolosa, Lucchese tutto solo, il destro di Lucchese che supera un innocente danno. Il piatto vede il pallone schizzare, superare e finire, quindi a fondo campo Vitrano il destro che punta micidiale, una saetta con Vitrano. Bella la giocata del vice capitano verso Cassar che ora contro il numero 10, due capitani a duello, ancora le figura, sfrutta il fisico per proteggere palla, 15 Cassar su di lui, bella per l'alzata e c'è Di Chiara appena entrato, numero forse tunnel, il numero 33, velocissimo, palla con l'esterno, Nicchia, numero 2, la palla per la figura, tutto solo il piattone! Impatto micidiale di Di Chiara, prima giocata per lui, numero sulla sinistra, 1-2 col giovane Nicchia che è sempre restiva, Bruscato, bella la palla per Piazza che si trova al limite dell'area, il destro, un'altra grande risposta di Morrione, nuovamente colpito sul tiro di Bruscato e quindi Cirincione, perdona, la figura, lunga bene verso Luati, contro lui il restivo, il destro, potente, Bruscato verso il restivo, quindi Cirincione si butta dentro Cortese su un attimo, in realtà è una finta, quindi palla pericolosa per il Sports, una palla che potrebbe essere micidiale, Gennaro per Lucchese, tutto solo Lucchese con un tapin semplicissimo che permette ai propri compagni di andarsi a piazzare nella metà campo avversaria e di avere, diciamo, uno spazio più pericoloso per puntare alla porta avversaria. Del resto ancora Futsal Club che si è affacciato molto poco alla porta avversaria, se non con dei tiri dalla distanza, volendo sfruttare il guido che dice che bella palla per Di Chiara, lascia per Lucchese una palla geniale, assist al bacio facilissimo per Lucchese segnare. Assisto finora, Moadi si prende qualche rischio a gestire palla di spalla contro il restivo, riesce a prolungare verso Gennaro che trova un bel 1 contro 1, intanto Lucchese velocissimo, arriva anche Moadi, è un 3 contro 2, Moadi libera il destro, la botta! Grande la pete di Dani, poi Cassaro con Vetrano che si butta dentro, restivo per il movimento, il calcio di prima, strozzato il tiro, tanto subito Morrione, non c'è un attimo da perdere, lancia Gennaro, la palla che sfila, Gennaro sul restivo che aveva fatto una gran corsa, si era stata pressing forsennato dei ragazzi del Real Sports, ancora Luati che riesce a saltare diretto avversario, bene la copertura di Abruscati, piazza contro Luati. La palla ben allargata da Damiani verso Abruscato, piazza la palla in mezzo e Damiani. Tapin vincente riesce poi sulla ribattuta di prendere il pallone, numero sull'avversario, c'è Piazza, è andato con un grande intervento difensivo, ancora Piazza vuole un turno sull'avversario, non riesce a passare, reclamano per un fallo i giocatori della Polisportiva Real Sports, non secondo il direttore di gara, dichiara che intanto attende l'arrivo del triplice fischio, termina quindi così questa splendida gara e